A Terrabussolo, capitolo 18. Paolo a Corinto. Dopo che si fatta Paolo lasciai Atene e se ne a Corinto, che trovai una breia che si chiamava Aquila, che aveva rinda a terra ro ponte. E che poco prima che è arrivata rinda all'Italia insieme con la moglie sua Priscilla, perché l'imperatore Roma, Claudio, aveva fatto allontanare a Roma tutta la breia. Paolo gli è a trovare, e proprio perché chissà faceva lo stesso mestiere suo, tutte e due cusevano e tenne. Pa gente e si fermai a faticare insieme con chista e si fermai a rugiare in da casa sua. Ogni sabato dopo Paolo se ne andava in da sinagoga a parlare con la gente e sforzava di fare capace l'Abrea e i greci. Quando poi arrivano là in da Macedonia, Sila e Timoteo, Paolo si retta anima e corpo a pregare attestando innanzi all'Abrea che Gesù era il Messia mandato a Dio. Ma proprio perché loro si mettettero a contrastare e lo regno di fedenzia, si stracciai e veste sue, paraggi e ricette. Se non vi volete salvare solo per colpa vostra, io ho fatto per voi tutto quello che potevo fare. E vi dico che a questo momento io me ne vado a pregare solo a quello che non so a breia. Quando se ne è là, tra 70 case e una, che si chiamava Tizio Giusto, che lavorava a Dio, e a casa sua stava proprio azzeccata alla sinagoga. Pure Crispo, che era capo della sinagoga, che era 30 signore insieme a tutta la famiglia sua. E la stessa cosa facevano pure parecchie persone a Corinto, che sentendo la parola di Paolo, che era rinda Gesù Cristo, e si facevano battezzare pure loro. E rinda la nottata, il Signore ha comparetto a Paolo le ricette. Non ti piglia paura, continua solo a pregare, non ti sta zitta, perché sto insieme con te, e nessuno ti farà una cosa malamente, perché ieri in questa città tengono un popolo assai rosso. A così Paolo si fermò innanzi, rinda a Corinto, facendo conoscere tutta la gente la parola di Dio. Paolo, portato rinda al tribunale dei Giudei. Petramente Gaglione era governatore di Roma, rinda la provincia della Caia. L'Abrea si riunivano tutto quanto, insieme contro Paolo, e lo portarono innanzi al tribunale dicendo: chi si sta facendo capace tutta la gente a odorare in una maniera che è contraria a tutta la legge nostra? Paolo stava per rispondere quando Gaglione dice a tutti chi l'Abrea: se si trattasse di un rito o una cosa assai infame, io troverei pure tempo per stare a sentire, perché non rito lo vostro. Se invece si tratta di questione di parola e non la legge vostra, io vi dico: venite a vederle voi, perché non puoi trasire in da questa questione vostra. E facette caccia fuori rindo al tribunale. Tutta la gente danno afferrai in sostene, che ero capo della sinagoga, e ora niente ne ammazzate rindo a chi al tribunale, ma Gaglione non si volette piglia cura di tutto questo. O ritorno a Antiochia. Paolo si fermò a Corinto ancora per parecchi giorni, poi salutò i cristiani che la città e si imbarcò per Siria, insieme con Aquila e Priscilla. A cengere si era fatta tagliare i capelli per un vuoto che aveva fatto. Quando arrivai in Efeso si spartette chi tuo marito che la moglie e trasette in da sinagoga e si mettette a pregare l'Abrea. Chi sto ubriaco si fermò più a lungo in mezzo a loro, ma non l'accontentai. E quando si nietta là, dicette a loro: tengo in capo e torna un'altra volta in mezzo a voi, si Dio farà razza e torna e poi partette per Efeso. A Efeso si imbarcai per Cesarea e se niette a salutare la chiesa di Gerusalemme e poi scendette in da città di Antiochia. O comincia il terzo viaggio di Paolo. Roma ha letto là un po' di tempo, poi partette un'altra volta, passando un'altra volta perché l'intera era Galazia, era Frigia, abbalurando in da fede tutti i discepoli che stavano là. In da quegli giorni arrivai a Efeso in Abrea, che si chiamava Apollo, che era nato in da città di Alessandria. Era un uomo di scienze e conosceva assai bene tutte le scritture. Chi era già stato allezionato in da dottrina del Signore e chi ne amore. Parlava e faceva imparare buono tutto quello che stava scritto in le scritture in cuore a Gesù Cristo. Pure se chi conosceva solo il battesimo di Giovanni. Chi si mettette a parlare con franchezza in da sinagoga. Priscilla e Aquila lo stavano a sentire, poi pigliano insieme con loro e le facettero conoscere con accortezza tutta la fede di Dio. E proprio perché Apollo ha desiderato passare in da Grecia, tutte le frati facettero coraggio e scrivettero una lettera a tutti i cristiani che è la terra perché le facessero una buona accoglienza. Quando arrivai là, sostenuto la razza di Dio, a diventare una razza per tutti quelli che il Signore aveva fatto credere in Gesù Cristo, perché si mettette a chiagliare con tutte le forze che teneva, con tutta la breia, a dimostrare innanzi a tutta la gente che Gesù era chi lo Messia, che era stato promesso a Dio, come stava scritto in le scritture.